Questa è Ronzulli Licia. Ronzulli Licia. Si avvicini. Deve stare un momento in piedi. In piedi. Certo. A voce alta. Sì. Legge la dichiarazione che è scritta lì, con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi, dalle sue generalità, nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita. Licia Ronzulli, 14/9/75, nata a Milano, residente a Milano, in via Cavalieri 2. Via Cavalieri 2. In realtà è cambiata da poco la residenza, in realtà quella che forse avete agli atti è Viale Cagranda 2. Viale Cagranda 2. Ma lei dove abita, scusi? Viale Cagranda 2. È la nuova residenza? Sì. Prego, pubblico ministero. Buongiorno. E lei che lavoro fa? In questo momento sono un europarlamentare. Del gruppo? PDL. Del gruppo PDL. Quando è stata eletta? Sono stata eletta nel giugno 2009. Nel giugno 2009. È la prima esperienza politico-parlamentare? Diciamo da eletta sì, sono stata candidata alle politiche nazionali 2008, sono la prima dei non eletti nella Regione Marche, però quindi con un ruolo attivo questa è la prima. Quindi al suo primo mandato di europarlamentare e di parlamentare in assoluto. Esattamente. Giusto? Perfetto. Lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Assolutamente sì. Che tipo di rapporti ha con l'onorevole Berlusconi? Ma principalmente di rapporti di familiarità, oltre a quelli lavorativi evidentemente, da quando poi svolgo anche questo lavoro. Quindi a parte il discorso politico che è del tutto estraneo, lei ha rapporti di consuetudine, di amicizia, di familiarità con l'onorevole Berlusconi? Assolutamente sì. Sì. E questo ha comportato che lei frequentasse la sua casa in Arcore? Sì, la sua residenza ad Arcore, ma non solo, la residenza in Sardegna, la sua residenza al lago e quella di Antigua. In che tipo di circostanze l'ha frequentato? Cioè politico o conviviali, private o pubbliche, mettiamola così? Entrambe le cose. Quindi anche private? Anche private. Lei conosce la signora Nicole Minetti? Sì, assolutamente. Ne conosce anche la carica, ovviamente? Ah sì, assolutamente. È un consigliere regionale della regione Lombardia. Sì. E lei, nelle occasioni in cui ha frequentato la residenza dell'onorevole Berlusconi, ha mai visto l'onorevole Minetti? Sì. La consigliera Minetti, chiedo scusa? Sì? Sì. Conosce l'onorevole Maria Rosaria Rossi? Conosco l'onorevole Maria Rosaria Rossi, sì. E nelle serate private in cui ha frequentato l'onorevole Berlusconi, private a casa sua, ha mai visto l'onorevole Rossi? Sì. L'onorevole Rossi. Senta, lei ha partecipato a serate a casa dell'onorevole Berlusconi, segnatamente in Arcore, nel corso dell'anno 2010 in cui fossero presenti tra le ospiti giovani, donne, ragazze, insomma? Sì, nel 2010 devo dire con meno frequenza, io ero incinta nel 2010, quindi i primi mesi di gravidanza non tantissimo perché non ho avuto una gravidanza facile, però è capitato, soprattutto subito dopo la gravidanza è capitato che io fossi a casa del Presidente anche con la presenza dell'onorevole Maria Rosaria Rossi. Ed è capitato nel corso di queste serate, lo ripeto, private, non quelle pubbliche, politiche, che dopo ci fosse una cena, sì. Avete cenato a casa dell'onorevole sì. Berlusconi? E dopo la cena è capitato che avete trascorso del tempo sentendo della musica, ballando? Assolutamente sì, consuetudine a casa del Presidente. È consuetudine. Ci vuole spiegare questa consuetudine come si attua, come si estrinseca? Ma sono cene che possono iniziare parlando un po' di tutto, di attualità, di riflessioni politiche, ed erano principalmente la parte che mi interessava, anche per cogliere molte volte delle sfumature, delle considerazioni che non venivano fatte fuori, e quindi era la parte che magari poi mi interessava, però c'erano anche barzellette, c'era la musica, il Presidente ama cantare, ama suonare, ama raccontare aneddoti di vita, anche giovanile, molto spesso legati alla sua attività imprenditoriale, di come ha iniziato, e quindi cene di questo tipo. Quindi una natura puramente conviviale, possiamo sì. riassumere.
Ma lei è stata mai in un locale adibito a discoteca in un piano inferiore della casa dell'onorevole Berlusconi? Sì, esiste questo locale sotterraneo, ma che a me piace più definire come una classica taverna delle ville lombarde. Ci sono stata magari i primi tempi dove comunque c'è una piccola sala cinema dove venivano proiettati film, tendenzialmente a lui faceva piacere mostrare il suo video al congresso, americano o film. È capitato di sentire alcuni comizi, quindi di prove di comizi evidentemente politici, e basta così per quello che mi riguarda. Lei conosce Maristel Polanco? Ho conosciuto Maristel Polanco. L'ha vista a casa del Presidente? L'ho vista a casa del Presidente. Ioana Anna? Visan Ioana intesa Annina, la conosce? Sì. La conosce. Senta, l'ha vista a casa del Presidente? Sì, l'ho vista a casa del Presidente. Le sorelle De Vivo, intese come Eleonora e Concetta De Vivo, Concetta detta Imma, le conosce? Sì, le conosco. Le ha viste a casa del Le ho Presidente? viste a casa del Presidente. Ci vuole dire i nomi di altre eventuali ragazze che ha visto a casa del Presidente nel corso di queste serate a carattere privato? Ma allora, Quelle che si faccio un po' fatica in realtà a far corrispondere il nome al viso. Io magari molte volte ho conosciuto delle persone a cui sinceramente non so dare un nome, quindi non mi ricordo, però appunto come da lei prima citato la consigliera Minetti c'era, il dottor Puricelli c'era, Emilio Fede c'era. Poi? Iris Berardi, glieli domando io così. Facciamo prima, sì. Iris Berardi sinceramente non riesco, appunto come dicevo prima, a collegare il viso con il nome. Può essere che l'abbia vista, sicuramente l'ho vista, però Barbara Fagioli? Barbara Fagioli sì. Senta, Visan Ioana ha già detto di sì, mi pare di ricordare. Toti Elisa l'ha vista? La conosce? Una signora senese. Totti Elisa, il nome mi dice qualcosa, Toscana, sì, forse sì, però appunto non ne sono certa, ma credo di sì. Totti Elisa mi dice qualcosa. Senta, lei Magdum Maria la conosce? Mi può ripetere gentilmente? Magdum Maria. Il nome non mi dice nulla. Tumini Melania, un'amica di Nicole Minetti? No. No. Ripeto, il nome non mi dice nulla. El Marug Karima, intesa Rubi, lei ha avuto modo di conoscerla, D'Arcore? Io penso di no. Come le dicevo prima, magari ci sono state cene dove c'erano diverse persone, ma credo, anche leggendo dalla stampa il periodo equivaleva a quello della mia gravidanza, credo di non averla mai incontrata, ma non potrei mettere la mano sul fuoco. Guardi, le dico per chiarezza che la frequentazione che l'ufficio ipotizza, l'ufficio di procura, vi sia stata di El Marug Karima dell'abitazione in Arcore dell'onorevole Silvio Berlusconi andrebbe, uso il condizionale d'obbligo, dal 14 febbraio 2010 al 2 maggio 2010. Guardi, quindi così lei può parametrare col suo periodo di gravidanza? Sì, allora, sono passati 2 anni, quindi faccio un po' fatica. L'unica cosa che ricordo molto bene è che nel febbraio, San Valentino appunto del 2010, nonostante la mia situazione, diciamo così, di gravidanza, mi recai in Bangladesh, dove vado tutti gli anni per... In Bangladesh. Mi ricordo perfettamente che a San Valentino ero in Bangladesh. Vabbè, quindi questo esclude che lei fosse l'Arcore. Esattamente. Perfetto. Ma la domanda era su El Marug Karima, lei non ricorda, ha detto? Io credo di non averla mai incontrata, proprio perché quel periodo, io mi ricordo, sono stata in Bangladesh 12 giorni e poi avevo ripreso immediatamente la mia attività parlamentare. Quindi quel periodo in effetti non corrisponde poi con le mie visite ad Arcore, quindi credo di non averla mai incontrata. Credo però di credo no, che si possa fare una... Bonasia Roberta la conosce? Sì. L'ha vista, sempre la domanda è sempre se l'ha sì, vista l'ho vista nel corso a casa di queste del serate. Sì. Benissimo. Barizzonte Lisna e Intesa Lisa la conosce? Intesa Lisa, sì. L'ha vista l'ho sempre? vista, l'ho vista a casa del Presidente. Benissimo. Senta, Iman Fadil, lei l'ha conosciuta? Per Iman Fadil vale lo stesso discorso di Rubi. Io non credo, io non mi ricordo di aver incontrato mai Iman Fadil.
Benissimo, non se lo ricorda. No, Senta. penso di no, credo di essere... Barbara Guerra? Sì, L'ha vista l'ho vista a casa del Presidente, sì. E conosce anche Leoni Ludovica? No, questo nome non mi dice nulla. Cipriani Daltorio Francesca? Cipriani? Daltorio, no, non mi dice di nulla. apostrofo Altorio Francesca. Non mi dice nulla questo nome. E Spinosa Risleida Intesa Aris? Idem come prima, questi nomi... Se lo ricorda, al tribunale dice che se lo ricorda. Se no... Sì, credo di sì, è un nome che mi ricorda qualcosa, però sinceramente se l'ho letto... No, la domanda è se ricorda di averla vista ad Arcore nel corso delle Potrebbe serate essere. private. Potrebbe essere. Miriam Loddo? Sì, Elena Morali? questo nome non mi ricorda nulla. Roberta Nigro? Sì, Rigato Giovanna? questo nome non mi dice nulla. Raissa Scorchina o Scorchina? Neanche questo nome mi dice nulla. Non se lo ricorda. Yushak Marianna? Mi può ripetere il nome? Yushak, non so come si pronuncia. Sì, no, ha ragione, ma Yushak Marianna. anche questo nome non mi dice nulla in realtà. Ha mai visto Giorgio Puricelli ad Arcore nel corso di queste serate? Sì, Sì, assolutamente sì. Gonzales Pablo Diana Altagracia, l'ha mai vista? No, direi di no, però potrei essere smentita domani, nel senso che, come ripeto, questo nome... Quello che lei ricorda nel corso delle serate sempre, la domanda è questa. Raffaella Fico, se la ricorda? Raffaella Fico, se la domanda è riferita all'agosto 2010... No, a tutto il corso dell'anno 2010, nei periodi in cui lei ha frequentato l'abitazione. Sì, allora sì, non ad Arcore. Non ad Arcore, ma presso una residenza dell'onorevole Sì. Berlusconi. E conosce anche le sorelle Ferrera, Manuela e Marianna? Sì, Le ha viste sempre viste a ad casa Arcore? del Presidente Berlusconi, sì. Senta, durante queste serate c'era la musica Sì, e segnatamente si scendeva in questo locale che lei ha definito la classica taverna delle ville lombarde. Quello che ha detto lei, insomma, ci siamo intesi sul locale. Sì. C'era musica dal vivo o c'erano invece degli apparati che diffondevano musica, degli stereo? io non sono mai scesa nella chiamiamola taverna, nel periodo in cui venivano... subito dopo la cena, come ripeto, io avevo appena partorito, avevo partorito da una ventina di giorni e quindi peraltro una volta c'era anche mio marito e la mia tata e la bambina e quindi dopo cena siamo andati a casa. Quindi io in realtà nella taverna sono sempre scesa quando ci sono state queste proiezioni, non sono mai scesa per... Ma lei sa se vi fosse... La musica era, scusi se la interrompo, la musica comunque era sempre presente durante la cena, a tavola. Quindi a tavola era dal vivo la musica? Sì, dal vivo. Quindi c'era qualcuno che suonava ed eventualmente cantava? Sì. Lei dice che in questo locale, taverna, discoteca, chiamiamola come ci fa, c'era un palo in questa locale, lei l'ha visto? L'ha visto il locale? Non sono scesa in quel periodo. Ma non l'ha... Che non sia scesa sì, ma l'ha mai visto fisicamente? No, perché quando scendevo io in realtà era per quello che gliela descrivo come una vecchia taverna delle ville lombarde, perché era un salotto, c'era un impianto tipo DJ ancora molto vecchio con i dischi in vinile dei 33 o 45, c'è questo locale fatto tipo con poltrone tipo un piccolo cinema, tante poltrone, salotti, un angolo bar, quindi in realtà io questo palo non l'ho visto, se poi è stato messo dopo. Lei conosce Chiara Danese ed Ambra Battilana o comunque ricorda di averle viste in Arcore? Presso la residenza dell'onorevole Berlusconi. Allora, per quanto riguarda la signora Battilano e la signora Danese, io ho appreso dalla stampa che erano presenti la stessa sera in cui ero presente io, cioè o il 22 o il 23 agosto, adesso vado a memoria, una di due giorni. E quindi dico di sì, però sinceramente se non l'avessi appreso dalla stampa io avrei risposto no, perché nel nome, nel viso mi dicevano qualcosa. Ma lei stamattina è stata qua davanti? Sì. Di fronte alla porta dell'aula, intendo. Sì. Ha riconosciuto la signora Battilana fra le persone presenti?
L'ho riconosciuta perché l'ho vista nelle foto diffuse dalla stampa in quest'ultimo anno. E lei è in grado di dire se effettivamente quella sera fosse ad Arcore? Lei ricorda di averla vista quella Sì, sera? guardando poi le foto posso dire che quella sera, quando ero presente Benissimo. anch'io, c'era anche la signora Battilana. Lei ricorda se la signora Battilana, la signorina Battilana, era con una sua amica quella sera? Se del caso ce la può descrivere? Ecco, questo non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Senta, nelle serate che lei ha passato ad Arcore come ospite, ha mai visto Lele Mora, inteso come il noto agente dello spettacolo? Allora, ad Arcore non l'ho mai visto. In altre residenze dell'onorevole Berlusconi? A Villa Certosa il presidente l'aveva invitato per fargli vedere il parco, ma credo o 2 o 3 anni fa. 2 o 3 anni No, fa. 2 no, perché era il 2010, quindi andiamo un po' più indietro, forse sarà stato il 2007, però sì. Allora, torniamo un attimo alla serata in cui erano presenti Ambra Battilana e, per quanto ipotizza l'ufficio di procura, Chiara Danese. Ci può descrivere la serata? Tenga presente che c'è stata descritta dai... Sì. Allora, evidentemente vado un po' a memoria perché stiamo parlando di 2 anni fa. Siamo stati, dunque la cena è stata servita nella sala da pranzo della residenza del Presidente, un tavolo che conteneva una ventina di persone, 20-25, adesso non ricordo con precisione. Abbiamo cenato, abbiamo parlato di tutto, sinceramente anche ricordare di che cosa avevamo disquisito non lo ricordo, però ricordo perfettamente che si è cantato, che il Presidente ha voluto cantare in francese diverse canzoni, che Danilo Mariani, che era il pianista, lo accompagnava e cantava anche lui le canzoni, diciamo, del suo repertorio. Meglio, il Presidente preferisce cantare tendenzialmente canzoni scritte da lui e del CD che poi ha inciso. Aveva raccontato qualche barzelletta, qualche storiella e poi più di tanto non ricordo perché io allattavo e quindi avevo... Non è che c'era la bambina quella sera? Lei ha Sì. una figlia, no? Io ho una figlia, sì. Una figlia. E c'era la bambina con lei quella sera? Io sono stata 2 sere lì, adesso non mi ricordo se è stata la sera della Battilana o un'altra, però perché ero andata nel pomeriggio con mio marito, la tata e la bambina, a fare il giro nel parco e il Presidente ci aveva chiesto di rimanere a cena, quindi non sono sicura se è la stessa sera della Battilana o quella di 2 giorni dopo, però credo che fosse quella sera lì, se non ricordo male. Concentriamoci un attimo sulla sera della Battilana, faccia uno Sì. sforzo di memoria. E lei ricorda qualcosa di particolare a tavola durante la scena che possa averla colpito quando c'era la Battilana? Innanzitutto Fede c'era, Emilio Fede c'era quella sera? Sì. C'era. La signora Nicole Minetti ricorda se ci fosse quella sera? Sì. Sì. L'Isney Barizonte Intesa Lisa, si ricorda se c'era quella Sì. sera? Lei ricorda se erano presenti le sorelline De Vivo? Le gemelle De Vivo, scusi? Credo di sì, però le assicuro, faccio fatica a ricordare, era una tavola di 20 persone, c'era Immagino, sicuramente l'onorevole Rossi, perché era venuto a vedere la infatti, partita gli avrei chiesto adesso, l'onorevole Rossi era il dottor presente? Puricelli c'era, Dottor Puricelli. mio marito c'era, Che si chiama, scusi, suo marito? Renato Cerioli. Perfetto. Anche lui è un politico del No. PDL? No. No, E poi chi c'era? Continui, prego. Che lei ricordi. Abbiamo detto Maristel Polanco, Nicole Minetti, forse, mi pare di sì, le signore De Vivo. sì, E poi ha detto che c'era l'Isney Barizonte Intesa Sì. Lisa, Ambra Battilana, lo diamo per scontato perché stiamo Sì. ricostruendo la serata. C'era un'amica di Ambra Battilana che lei ricordi quella sera? credo che non fosse sola, sì, credo che avesse un'amica, però sinceramente Poi? descrivere l'amica non sarei in Non ci grado. riesci, poi? Aspetti, Prego. Sto facendo un mente locale della disposizione delle... vabbè, Danilo Mariani, gliel'ho già detto perché suonava. Ricorda se vi erano anche delle ragazze di colore quella sera? sì, Erano sì. presenti? Sì, ecco A parte la Maristel Polanco, Ok. stava dicendo la Maristella, a parte Sì. la signora Polanco, ce n'erano altre di ragazze di colore, ricorda? credo di sì, però non scurissime, insomma una carnagione piuttosto ambrata. Ambrata, benissimo.
Lei ricorda qualcosa dell'abbigliamento di queste signore che l'abbia potuta colpire? Mi può ripetere la domanda? Lei ricorda qualcosa dell'abbigliamento di queste signore che possa averla colpita? No, No. nel senso che erano abbigliamenti molto che mettevano in risalto le loro bellezze fisiche, questo sì. Le loro bellezze. Ma non in maniera anomala, diciamo, cioè No, non in maniera volgare. volgare è la parola giusta, quindi lei non ricorda Non questo. in maniera volgare. Benissimo. E senta, cosa Poi è i successo? gusti sono gusti, evidentemente. Cosa è successo a cena? A parte mangiare, che quello A si fa parte a cena, mangiare, esatto. chiacchierare di tutto e di nulla, della partita che c'era stata, delle riflessioni politiche fatte dal Presidente, dell'attualità che adesso sinceramente 2 anni fa non ricordo neanche Quale fosse la contingenza politico-storica in del quel paese. momento. Vabbè. Abbiamo cantato, raccontato barzellette, come lo dicevo prima, più o meno il cliché delle cene a casa Ecco, del il Presidente. cliché è questo, lei dice. Sì, barzellette intervallate da riflessioni, intervallate da ricordi. Ci aveva mostrato un album di fotografie della sua mamma, ci aveva raccontato di una sua esperienza nel campo di quando aveva appena cominciato a fare l'imprenditore immobiliare, e quindi spronava le ragazze ad avere coraggio nel magari aprire delle attività, raccontando la sua esperienza personale. Senta, e lei ricorda se quella serata è stato fatto girare una statuetta tra le presenti a tavola? Allora, la statuetta io l'ho vista, sì. L'ha vista. È una statuetta di arte africana che era a casa del Presidente, un idolo, non saprei neanche come definirlo, probabilmente un oggetto che ricordava la fertilità piuttosto che insomma, il buon auspicio. Non ricordo però, o meglio, sono certa di questo. Io questa statua l'ho vista, è stata fatta vedere, è girata per il tavolo, ma più che raccontare che era il dio della fertilità di non so quale tribù africana e di arte africana, non ricordo effettivamente, come ho letto sulla stampa, scene che potevano in qualche modo far pensare a... Lei ha anticipato La sua domanda. portando, no, vabbè, mentalmente è comprensibile, però teniamo fuori se possibile la stampa. quello che si legge sulla stampa. È un po' Io le avrei difficile. chiesto se in riferimento a questa, innanzitutto questa statuetta, visto che evocava il concetto di fertilità, aveva l'organo genitale visibile, era un maschio, questa statuetta raffigurava un omino, diciamo. Sì. Quindi aveva effettivamente un organo genitale visibile. No, non era visibile. Non era visibile, ma c'era un modo per cui si rendeva visibile? C'era un modo per rendere visibile il fallo. Il fallo, perfetto. E a questo punto lei ricorda se con questa statuetta sono state simulate delle scene di sesso orale dalle Assolutamente ragazze no. presenti? Quindi lei questo particolare lo esclude. Io lo escludo totalmente. Benissimo. Lei fuma? No, perché era in gravidanza, non poteva fumare. Io ero nell'allattamento, non fumavo ai tempi, però andavo a vedere ogni tanto la bimba. Ecco, lei comunque si è alzata qualche volta da tavola? Sì, anche per andare in bagno. Esatto. Forse aveva anche la bimba presente? Sì, questa sera? bisognerebbe controllare, credo che... Lei non ha un'agenda, che di solito siete molto precisi? No. Benissimo. Senta, lei ricorda se quella sera a tavola, onorevole Ronzulli, ci sono stati dei momenti, diciamo, di ballo delle ragazze intorno al tavolo? Sì. Ci sono state. Lei ricorda se queste ragazze si sono spogliate e si sono avvicinate all'onorevole Berlusconi o o al dottor Fede? No, nel modo più assoluto lo escludo. Quindi lei esclude che ci siano state delle interazioni corporee intese come contatti? Nella sala da pranzo lo escludo totalmente. Nella sala da pranzo lo esclude totalmente, ma ha visto queste ragazze ballare e scoprirsi le parti intime, i No. seni o altre parti del corpo? No, anche perché, come le ripeto, io una delle 2 sere, credo che sia proprio Sì. quella, c'era con me la tata della mia bambina, quindi probabilmente non avrei... Tenga presente, onorevole Ronzulli, che io sto cercando, l'intelligenza del Tribunale, di ricostruire la serata in cui era presente la Battilana
che è Sì. la serata fra il 22 e il 23 agosto 2010. Esatto, o il 22 o il 23. No, o il 22 o il 23, è la sera del Sì, deve 22, essere che va 22. sul 23 dopo mezzanotte. Allora, quindi lei esclude che a tavola siano accaduti questi fatti, No, corretto? Sì, no, ballato, le ragazze qualcosa hanno ballato, non hanno mostrato parti del corpo in modo, non hanno mostrato, non si sono spogliate, non ci sono state scene. Di contatto corporeo, le ho chiesto. Hai Il capito? contatto corporeo, mi scusi, Contatto è vuol dire abbastanza toccare, vaga. toccare, siamo adulti, si capisce benissimo, cioè No, se allora, le ragazze se- si facevano toccare nelle parti intime o toccavano. No, allora no. No. Né avvicinamenti corporei? Abbiamo detto che siamo adulti, quindi se toccavano nelle parti intime. Adulti volevo intendere per comprendere il Allora, linguaggio, sia per chiaro. essere totalmente espliciti, se le ragazze toccavano o venivano toccate nelle parti intime, la mia risposta è no, lo escludo totalmente. Abbracci piuttosto che baci sulla guancia al Presidente, sì. Vabbè, questa è la sua risposta. Lei poi sa se dopo la fine della scena siete scesi nella saletta che abbiamo prima descritto? Sono scesi, sì, perché la cena è finita, il Presidente ha detto scendiamo giù in taverna e allora a quel punto io e mio marito siamo andati a casa. Quindi lei nulla sa di quello che è accaduto in Falli quella bene al saletta. microfono. Scusi? Quindi lei nulla sa di quello che è accaduto nella saletta. No, L'onorevole Rossi invece è rimasta? credo di sì. Lei sa se ha partecipato poi a qualunque cosa sia accaduto nella saletta? Non posso rispondere, non c'ero. No, magari gliel'ha detto. Ah no, questo non me l'ha detto. Senta, la signora Battilana è stata sentita in questo processo e ha descritto una scena, un contesto completamente diverso. Dice che a tavola ci sono stati dei balli, poi ragazze che denudavano i seni e si avvicinavano ai due uomini intesi come Emilio Fede e Silvio Berlusconi, e che c'erano dei toccamenti. Io lo dico perché è corretto che la ponga di fronte a questa evidenza dibattimentale. Certo. Lei ribadisce questa ricostruzione? Io ribadisco che durante la cena, in mia presenza e in presenza di mio marito, seni non se ne sono visti. Seni o altri Seni, partiti, natiche, punto vita, ombelico, cosce. Beh, forse le cosce si vedevano perché alcune erano delle minigonne, però insomma. Comunque lei era con suo marito quella sera? Sì, Ho capito. Senta, lei sa se durante queste serate a casa dell'onorevole Berlusconi comunque vi erano delle esibizioni delle ragazze? Avvenivano delle esibizioni che poi dovrebbe descrivere lei eventualmente, non suggerirle io. no, che non lo so, io l'ho appreso anche questo dalla Dalla stampa. stampa, quindi a lei non risulta. No, A lei non risulta. No. Allora, c'è un'intercettazione. Non ho capito, scusi. Ah, No, prego. no, pensavo di non parlare. C'è un'intercettazione del 22 agosto 2010 tra lei e consigliera Minetti. la signora Minetti. Vedo che lei la conosce. Prego. Scusi, no, c'è un piccolissimo problema da affrontare che veda di sciogliere il nodo del Tribunale, perché la dottoressa è europarlamentare e l'utilizzo della telefonata nei confronti dell'onorevole Berlusconi, che è già depositato in atti, non c'è problema. L'utilizzo della telefonata nell'interrogatorio anche come test reso in questa sede da parte europarlamentare e quindi l'utilizzo nei suoi confronti mi desta qualche perplessità, quindi io inviterei il Tribunale a fare una valutazione su questo, se effettivamente sono convinto che si possa utilizzare nei confronti dell'onorevole Berlusconi, perché lo sappiamo qual è la giurisprudenza della Corte, ho qualche perplessità che si possa utilizzare nell'interrogatorio. È un argomento io sottopongo. Ma se posso esprimere un punto di vista, perché mi pare che però nel momento in cui si dice che è utilizzabile pacificamente a carico dell'imputato e che in atti diventerebbe una mera fictio
non rappresentarlo poi all'onorevole Ronzulli, nei confronti della quale non è processualmente utilizzabile, essendo l'onorevole Ronzulli totalmente estranea agli addebiti. Quindi del resto l'onorevole Ronzulli ha già dato atto nell'inizio della risposta, forse che si ricorda persino la conversazione, quindi è processualmente nei vostri atti è utilizzata, quindi sarebbe una mera fictio, voglio dire, è lì, tanto vale leggerla, non è una contestazione, è una lettura di un'atta in discovery. Prego, proceda pubblico ministero, perché la conversazione è già stata acquisita agli atti ed è utilizzabile in relazione all'imputato. Allora, onorevole Ronzulli, lei viene involontariamente captata perché sotto intercettazione, lo dico per chiarezza, l'utenza in uso a Minetti. Siamo al 22 agosto 2010, 18:39, 54 secondi, progressivo numero 581, utenza captata Minetti Nicole. E lei dice: Nicole, Licia, Nicole, ciao, Nicole, eccomi, Licia, allora, Nicole, allora niente, io sono ancora in alto mare perché ho superato da poco Bologna e c'è un traffico disumano, Licia, Nicole, per cui io sicuramente non riesco a essere lì per quell'ora. Ho sentito le ragazze, all'inizio la Nina mi aveva detto che voleva venire, poi però è a piedi. Una cosa e un'altra, né lei né la Maristel vengono lì allo stadio perché sono a piedi entrambe. Licia Nicole, quindi aspettano che arrivo io, le vado a prendere e poi dopo andiamo dove dobbiamo andare, insomma. Licia, ok, ascolta, la cena non è da Giannino, è a casa del capo ad Arcore, quindi stai tranquilla. Nicole, ok, perfetto. Licia, meglio ancora. Nicole, va bene, meglio. Licia Nicole, sì, no, meglio, perché se no diventa veramente pericoloso. E qui mi fermo. E lei risponde, onorevole Ronzulli, e poi inizia un altro brano. Che cosa intende, e lo dice la signora Minetti, del resto le ho dato lettura, sì. Che cosa intende per se no diventa veramente pericoloso, onorevole Ronzulli? Sì, prima di rispondere... L'ho specificato, lo dice la signora Minetti. Sì, no, però prima di rispondere, giusto per chiarire, in effetti io non è che avessi così tanta memoria di questa intercettazione, però l'ho sentita credo almeno 100 volte su siti, in particolare del Fatto Quotidiano, più o meno un mese fa, e riportati dalla Stampa un anno fa, quindi è evidente che io so esattamente cosa ho detto, non perché mi ricordassi, ma perché il Fatto Quotidiano ha anche fatto un video, montato un video sulla base di questa telefonata. Ma questo comunque, è ovvio, scusi, vengo subito alla sua domanda. La Minetti dice diventa pericoloso, giusto? Sì. Io così posso, credo, per quello che ricordo di quella telefonata, che verosimilmente la pericolosità che intendeva la signora Minetti stava nei giornalisti che tendenzialmente seguono il Presidente. Quella sera c'era stata una partita, adesso non mi ricordo se era il trofeo Berlusconi piuttosto che la prima di campionato, avevamo deciso di andare a cena e ovviamente quando il Presidente va in un luogo pubblico ha i giornalisti che lo seguono per fare il loro lavoro. Credo che lei avesse paura di una strumentalizzazione per lei e per il Presidente, anche perché c'erano state delle polemiche in seguito alla sua candidatura al Consiglio regionale nell'Istino, e quindi credo per una sovrasposizione mediatica. La preoccupazione era riferita a quello, non ad altro, immagino, però. Perché lei, lo dice lei dice vabbè, questa è la spiegazione, basta, ne prendo atto. Vado avanti. Lei risponde sì, no, dice la Nicole Minetti, meglio perché sennò diventa veramente pericoloso. Ronzulli dice Nicole, no, l'unica cosa, ho provato a chiamarlo per dirgli che comunque anche loro non venivano perché mi dispiaceva, solo che non mi risponde, quindi magari se riesci ad avvisarlo tu e glielo dici. Ronzulli, glielo dico io, sì, no, digli che le ragazze erano a piedi. Licia, l'unica cosa magari, Nicole, sì, Licia, Ronzulli, ovviamente no, vabbè, ma se il problema è che sono a piedi, le posso passare a prendere io o mando qualcuno,
cioè se è un problema di macchina. Minetti, no, lo so, ma la Maristel poi dopo cosa è successo? Siccome non aveva la macchina né niente, ha detto alla Tata di venire più tardi, hai capito? Ah, quindi risponderei è un problema di babysitteraggio. E poi dopo c'ha la roba, c'ha la ba, sì, Liscia, sì, che c'ha proprio poi la bambinaia che gli arriva dopo. Liscia, e la Nina invece, Nicole, e la Nina non ho capito perché non vuole andare allo stadio, onestamente, dice la Minetti, non lo so. Ronzulli, ma fammi un favore, Nicole, sì, Ronzulli, magari sentila un secondo, cioè tu digli che se lei vuole andare io la passo a prendere. Nicole, ok, la sento un attimo, se a lei va bene, ok. Non lo so, nel senso, chiamala tu, perché se magari chiamo io, dice l'onorevole Ronzulli, magari sì, cioè si sente obbligata a venire, no, capito? Nicole, ok. Che, dice Ronzulli, non è, Nicole, ok, cioè non deve essere un obbligo, nel senso se lei vuol venire io la posso passare a prendere, se invece lei, Nicole, ok, Licia non ha voglia, è stanca, la vai a prendere tu, vi mettete d'accordo, ma lei dov'è che abita? Aspetta, che io sto dicendo una cagata, magari lei non abita vicino allo stadio, Nicole, no, lei adesso abita lì, a Milano 2, di fianco alla Maristella. Licia, vedi che dico una minchiata, è appunto, Nicole, hai capito? È quello, vabbè, allo Nicole, riso lieve. Vabbè, la vado a prendere, vabbè, comunque nel caso lei si prende un taxi, dice Ronzulli, un taxi tipo viene in Piazzale Loreto o così poi la vado a prendere. Allora, onorevole Ronzulli, Sì. qui lei mi sembra manifesti un interesse ad andare a prelevare le ragazze. Glielo domando, è così? Io ribadisco la verbalizzazione che ritengo che non sia possibile procedere a domande su conversazioni a un'europarlamentare. Il Tribunale si riporta l'ordinanza già emessa. Prego, risponda. La domanda? Lei sembra manifestare un interesse per sì. andare a prendere questo No. ragazzo per farle portare. Perché? No, non era, almeno In tal senso le pongo la domanda. no, assolutamente, non c'era nessun tipo di interesse nel voler a tutti i costi portarla allo stadio, piuttosto che era una mera cortesia da parte mia, cioè se voleva venire allo stadio ma aveva un problema di macchina mi offrivo per andarla a prendere. Quando poi, al di là del linguaggio scurrile utilizzato nelle mie conversazioni con la consigliera Minetti, capisco che non abitava sulla strada da Niguarda, cioè dove abito io, allo stadio San Siro, mi ravvedo e dico no, cioè, se devo andarla a prendere anche fino a Segrate dove abita lei non ci vado, se è sulla strada non mi costa nulla, le offro un passaggio come si offre un passaggio a chiunque, cioè mi sembrava un atto di cortesia nei confronti di una persona che aveva dimostrato l'interesse nel vedere la partita, tutto qua, quindi nessun tipo di interesse nel spingerla a venire allo stadio. Sebbene lei quella sera avesse la bambina piccola o era incinta, no, era la bambina No, la piccola bambina era e in appena- allettamento. La bambina era stata già dimessa dall'ospedale, ma questo non vuol Va dire. bene. Io ho passato quasi 4 mesi della mia gravidanza tra entrare e uscire dall'ospedale, dopo 20 giorni credo che una serata allo stadio con mio marito, ripeto, con mio marito, avevo diritto a prendere una boccata d'aria. Bene, senta, e quando la Minetti, gliel'ho detto adesso, le dice che l'abitazione è a Milano 2? Sì. Ecco esattamente, Nicole, no, lei adesso abita a Milano 2, di fianco alla Maristel, state parlando della Nina. Ah, vedi che dico una minchiata, e appunto, lei, la Nicole dice, hai capito, è quello. E lei sa se altre ragazze che frequentano l'abitazione dell'onorevole Berlusconi avessero la casa a Milano 2? Ma no, l'ho appreso più tardi, tant'è che questa ragazza, Ioanna Visander Tannina, prima abitava nella zona dello stadio ed è per questo che io inizialmente ho detto vabbè, se è un problema posso passare a prenderla io, mi dice dove abita, passo a prenderla io. Quando poi realizzo che non abitava più nella zona dello stadio ma in realtà in Segrate o Milano 2, cambio idea, quindi sapevo che insieme a lei abitavano anche altre persone, però Non sa a che titolo e perché? non so a che titolo, non so perché, non sapevo. E Prima non di sa arrivare- se se ne occupava la signora Minetti di quelle case, della gestione di quelle case? Mi spiace ripetere sempre le stesse risposte, ma l'ho appreso dalla stampa anche questo. Benissimo. Senta,
Lei ha detto di avere partecipato in un certo numero di serate a casa dell'onorevole Berlusconi. Lei sa se venivano effettuati dei controlli sugli ospiti nella residenza dell'onorevole Berlusconi? Controlli intendo delle verifiche sulle borse, i telefonini, dei controlli anche di sicurezza. Allora, questo esattamente non glielo so dire, dei controlli all'entrata sì. Sì. Dei controlli all'entrata evidentemente sì, di questo ne sono sicura. Controlli nelle borse Voglio dire, è il Presidente del Consiglio, no? Quindi sì, una certo. carica pubblica, c'erano dei controlli anche eventualmente all'interno delle borse, come si dice, del corredo che poteva portare una persona con sé, abbiamo sentito parlare di trolley. Ma è una residenza privata, mi scusi. No, io scusi, onorevole, io le ho fatto una domanda. Hai detto che c'erano dei controlli, ci dica con parole sue quali controlli. Carte d'identità per esempio, carte d'identità, documenti, questo sì, però mani nelle borse, perquisizioni da questo punto di vista nella residenza del Presidente non gliel'ho mai visto. Appunto, quindi le persone avevano i cellulari Sì, e li potevano tranquillamente usare, immagino, no? sì, Perfetto, era questo che volevo capire. sì, sì. Senta, lei sa se nel corso delle serate venivano presentate, portate a questi eventi, diciamo, delle ragazze nuove che precedentemente non erano mai state? Ha visto delle nuove ospiti nel corso della sua frequentazione? Sì. Ecco, l'onorevole Berlusconi si presentava a queste nuove ospiti, andava ovviamente a salutarle, le domando. Sì, assolutamente Ecco. sì. Ma lei sa se chiedesse anche, fosse solito chiedere anche qualche cosa di queste persone, sto parlando di donne, di ragazze, di persone di sesso femminile, era solito chiedere qualcosa della loro vita? Sì. E ha mai sentito chiedere l'età, per esempio? Ah sì, tutte le volte. Quindi chiedeva dell'età? Ma sì, lui chiedeva e rispondevano sì, quanti anni hai, cosa fai, studi, che studi fai, cosa ti piacerebbe fare da grande, quali sono le tue ambizioni, cosa ti aspetti dal futuro, cosa ne pensi del periodo in questo momento in Italia, domande di diversa natura e genere. Perfetto. Senta, lei sa se ci fosse una ragazza slava che vivesse a casa con Berlusconi ad Arcore? Che sappia io non viveva nessuno a casa del Presidente stabilmente. Perfetto. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Grazie. Il test è comune anche per l'esame e controesame. Sì, noi come sempre intanto cominciamo dal controesame e poi sull'esame interverrà l'avvocato Longo. Poche precisazioni. Quando è nata la sua bimba? 10 agosto 2010. 10 agosto. Quindi queste due cene che lei di cui le ha chiesto il pubblico ministero, anzi per la verità il pubblico ministero le ha chiesto di una cena dove c'è la Lambra Battilana Sì. e la Chiara Danese, è avvenuta a pochi giorni dopo la nascita della sua bimba. Sì. Quella sera c'era stata una partita? Sì, Dove? allo stadio San Siro. Allo stadio di San Siro. E lei si è recata lì con suo marito e chi c'era oltre a lei? C'era anche l'onorevole Berlusconi, c'era Emilio Fede, chi altri c'era? Mi scusi, Alla partita? Alla partita? Alla partita, sì, certo, scusa. alla partita c'erano Emilio Fede non lo ricordo sinceramente allo stadio, c'era l'onorevole Rossi, Giorgio Puricelli, c'era il Presidente, c'ero io, mio marito, poi in tribuna autorità. Insomma. Lei da quando conosce l'onorevole Berlusconi? Ma dal decennale di Forza Italia, quindi da 8 anni. Perché lei svolgeva attività politica anche precedentemente? Facevo una militanza blanda, diciamo, quindi avevo poi partecipato a questo grande convegno e l'avevo conosciuto in quell'occasione. Quindi i suoi rapporti di conoscenza con l'onorevole Berlusconi nascono in quel periodo? Nascono in quel periodo e
e diventano poi sempre più fitti fino a diventare rapporti di familiarità. Abbiamo passato insieme alla sua famiglia tanti Natali, tante vacanze estive, Pasque, tanti momenti. Lei svolgeva un'attività lavorativa? Sì. E suo marito? Anche. Quando si è sposata? Mi sono sposata il 14 giugno del 2008, 2008. quindi ai tempi era mio fidanzato. Suo marito non svolge attività politiche? No, mio marito è amministratore delegato di una parte del gruppo San Donato. Non ho capito. Senta, lei che attività lavorativa svolgeva? Facevo una dirigente delle professioni sanitarie presso una parte del gruppo San Donato. Ho capito. Senta, in queste, allora, abbiamo visto che c'è stata una cena, lei poi però ci ha anche detto che di essere stata una cena un paio di giorni dopo, Sì, tant'è che non ricorda se la tata e Era la in bimba quella e in quella erano dopo. in quella prima o in quella dopo. esattamente. Sì. In quella dopo lei ricorda chi ci fosse? Ma più o meno le stesse persone. Adesso che ho in mente meglio la fotografia, posso dire che la tata non poteva essere nella cena dello stadio, perché evidentemente noi dopo lo stadio siamo andati a casa del presidente, quindi la tata c'era la sera prima, la sera dopo o quella dopo ancora, quando noi siamo andati nel pomeriggio a fare il giro nel parco con la bambina, sono stata lì a farle prendere un po' d'aria fresca, mio marito ci ha raggiunti e il presidente ci ha detto di fermarci a cena. In quell'occasione c'era anche un medico, Mi ricorda come si chiama? si chiama dottor Cavallini. E c'ero io, mio marito, la tata, Giorgio Puricelli, l'onorevole Rossi, non ricordo se ci fosse Emilio Fede, sinceramente questo non lo ricordo, ospiti femminili. Ecco, e in questa serata sono accaduti episodi quali quella del 24, se sto parlando ovviamente, sono accaduti episodi quali quelli di cui l'ha già chiesto il suo procuratore, e cioè durante la cena episodi di spogliarello parziale o integrale, toccamenti nelle parti intime all'onorevole Berlusconi e eventualmente Emilio Fede se presente e così via? No. Nella sala da pranzo no, in mia presenza nella sala da pranzo no. Suo marito le ha poi riferito di aver assistito eventualmente nella sua temporanea assenza, anzi chiedo scusa, facciamo la domanda in maniera più corretta, durante la cena, se lei si è mai entrambe le cene, lei si è mai allontanata dal tavolo? È capitato sì di andare in bagno, la serata dove c'era la mia bambina mi ricordo di aver allattato, poi l'avevo lasciata insieme alla tata in una sala attigua. Quando lei si allontanava, in particolare nella prima serata quando non aveva la bimba, suo marito, finché per esempio lei andava in bagno, la attendeva o la accompagnava? Mi attendeva a tavola. Mi attendeva a tavola. Successivamente, nel dopo cena, suo marito ha avuto modo di riferirle di situazioni particolari con implicazioni sessuali o di fatti che lo abbiano particolarmente colpito? No, non mi ha riferito. No, non mi ha riferito. Era presente suo marito quando è stato fatto girare questa statuetta lignea? Sì, era presente. Era presente. Lei ricorda di essersi allontanata durante questa esibizione di questa statuetta oppure di essere rimasta lì? Io mi ricordo di essere rimasta lì anche perché non è durata molti minuti, ore. Mi ricordo non ricordo chi, ma era stato aveva attratto l'attenzione di un ospite perché era posata su un mobile che c'è in sala da pranzo, e quindi poi il presidente l'aveva presa e ha detto: questa me l'hanno portata
dall'Africa e, come ho detto prima, rappresentava un idolo di fertilità e poi fatta vedere e fatta girare per la tavola è finita lì, non è che abbiamo disquisito come di un canaletto o di un Gottuso. Sì, certo, certo. Senta, a proposito delle domande che le ha fatto il signor procuratore sulle verifiche ospiti e telefoni, che lei sappia, è mai stata data indicazione agli ospiti di non scattare fotografie, di lasciare giù i cellulari e quindi di tenere un comportamento volto a non captare suoni e o immagini nell'ambito delle cene? Questo sì, veniva ricordato ogni tanto, nel senso, cioè anche per una questione più che altro credo legata alla buona creanza, insomma, non andrei mai a casa di qualcuno a fotografare arredamenti o cose, quindi magari qualcuno dello staff del presidente piuttosto che qualche cameriere magari ogni tanto ricordavano, insomma, perché c'era qualcuno che fotografava, quindi ma dicevano... magari per così fotografare il giardino piuttosto che non era magari così ideale, certo, dal punto di vista della privacy. E c'è stata, che lei sappia, delle indicazioni agli ospiti fatte in sua presenza, oppure di cui qualcuno poi le ha rappresentato, che non doveva essere raccontato all'esterno il contenuto di quelle serate? No, assolutamente, questo no. No. Ma è lei mai stato rappresentato che quelle serate potevano costituire un rischio di natura politica o di altro genere per l'onorevole Berlusconi? No. Senta, lei poi dopo questo periodo ha partecipato ad altre serate, ad altre cene che lei ricordi? Forse qualcuna, forse una o due, ma poi avevo iniziato l'attività parlamentare il 6 settembre, quindi da lì diciamo, tra la bambina che portavo con me e l'attività parlamentare che mi portava via tanto tempo, le occasioni per partecipare alle cene sono diventate sempre più rarefatte, diciamo. Quindi sono andata a Natale, stavo pensando in quell'anno lì, a Natale, per il compleanno del Presidente ero andata a fargli gli auguri, però altre cene forse no, forse un paio, ecco, però non le so dire esattamente con Comunque precisione. anche nella serata, quella successiva, quando c'era la tata e Sì. la bimba, lei non è scesa poi nella sala sotterranea, se n'è No. andata via prima? È andata a casa prima? Sono andata a casa prima. A casa sì, prima perché c'era la bimba, marito, Sì, tata. sì, sì. Benissimo. Quella sera lì sì. Io per quanto riguarda il controesame non ho altre domande. Nemmeno io ho domande in controesame, essendo la testa anche testa di questa difesa, secondo quanto è già noto al Tribunale, citeremo la testa eventualmente a tempo debito, secondo quanto è previsto dal codice di procedura, il Tribunale confermerà. Prego, pubblico ministero, ha Domande, domande signor da Presidente? fare? No. Nessuna, grazie, può andare. Grazie.